sempre. Buon pomeriggio, ben ritrovati e soprattutto buona domenica. Sono le 17:29 e continuiamo l'edizione straordinaria iniziata questa mattina come ormai di consueto e abbiamo sentito durante la giornata la conferenza stampa del presidente Luca Zaia dove ha annunciato la firma della nuova ordinanza che racchiude tutta una serie di punti, una sorta di vademecum su cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare da domani che ufficialmente termina il lockdown. Dunque poi vi faremo ovviamente sentire nel corso di questa edizione proprio dalle parole del governatore questa ordinanza. Prima di collegarci, poi lo vedo già sullo schermo con Nicola Pellicani, deputato del PD, vorrei darvi lettura del bollettino di questa mattina perché continuano a calare fortunatamente i casi, i contagi, i casi positivi, quindi 58 comunque i casi in più nella nostra regione rispetto alla giornata di ieri. Attualmente dunque in Veneto sono 7.299 le persone positive, in diminuzione anche le persone in isolamento domiciliare che sono oggi 6.830. Rispetto ai giorni scorsi invece si registra un leggero aumento delle persone ricoverate in ospedale con un più 10, 955 pazienti ricoverati, mentre in calo le persone in terapia intensiva meno 5, quindi in area critica attualmente nel Veneto sono 103 le persone ed ancora 7 i decessi rispetto alla giornata di ieri. Poi ovviamente questa sera vi diremo del bollettino serale, il bollettino regionale. Ed ora ci colleghiamo con Nicola Pellicani che lo vedo sullo schermo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Dunque iniziamo proprio da questo vademecum che non so se avrà sentito del governatore con tutta una serie di punti su cosa si potrà e che cosa non si potrà fare dalla giornata di domani. Beh, certo, domani è il gran giorno, ci sono 1.200.000 lavoratori nel Veneto che si rimetteranno in moto e quindi sarà una prova molto importante. Dovremo vedere soprattutto la prova della mobilità, di come questi lavoratori arriveranno sui posti di lavoro e come sarà organizzato il lavoro nelle rispettive aziende. È un momento molto importante che è la prima fase per valutare l'uscita dall'emergenza vera e propria, sapendo che dovremmo sempre tenere d'occhio e controllare l'andamento epidemiologico, perché attualmente nel Veneto mi sembra che l'indice di contagio sia allo 0,3%, quindi un dato buono, però con l'aumento delle persone in circolazione è chiaro che ci potrebbe essere un nuovo aumento dei contagi. Ecco, bisogna che i comportamenti, gli stili di vita di tutti noi che sappiamo dovranno essere adeguati alla situazione. Ecco, le prossime 2 settimane saranno veramente una prova fondamentale per capire che cosa accadrà poi nel futuro. Saranno fondamentali, dobbiamo anche capire, io spero che si possa anche anticipare alcune aperture, penso alle giuste esigenze dei commercianti, tante altre attività che giustamente chiedono di aprire, di riprendere nella sicurezza la vita, non dico di tutti i giorni come eravamo abituati, però riprendere un ritmo che consenta anche all'economia di rimettersi in moto. Sarà molto dura, sappiamo che ci aspettano mesi difficili, ma dobbiamo il più possibile lavorare e credo che su questo il comportamento individuale di ciascuno di noi sarà fondamentale per sapere come andrà nelle prossime settimane. Ecco, oggi proprio con il Nel sole. frattempo Sì. il governo sta facendo la sua parte, sappiamo insomma le misure che sono già state introdotte e è in arrivo il nuovo decreto che stanzierà 55 mila miliardi, che è una cifra enorme. Certo, i problemi sono tantissimi, ma che consentirà, io spero, di far fronte all'emergenza quantomeno
dei primi tempi. Ecco, lei prima accennava ai commercianti, agli artigiani, abbiamo visto che in tutta la regione ci sono state manifestazioni, flash mob, iniziative, oggi Treviso, Verona, insomma un po' dappertutto, e chiedono di lavorare. Secondo lei si potrà riaprire prima del 1° giugno? Ci sarà uno spiraglio? Io spero proprio di sì, che appunto sempre sulla base dell'andamento epidemiologico sia possibile aprire prima. Al momento sarà possibile appunto far servizio da sport, ma io spero che quanto prima sia possibile aprire certo nella sicurezza, perché al primo posto, questo lo sappiamo, in queste settimane, in questi 2 mesi ci siamo tutti comportati in modo esemplare, viene la salute perché non possiamo permetterci di tornare indietro di 1 mese e mezzo nel pieno dell'epidemia. Ecco, noi abbiamo sentito oggi, abbiamo intervistato alcuni commercianti, ci dicevano insomma, che sono gli ultimi poi che probabilmente riapriranno, ci dicevano a noi serve anche della liquidità, noi sicuramente faremo fatica a ripartire e soprattutto dice mancano delle linee guida, cioè riapriamo come? Manca proprio una linea guida per capire che cosa fare, come riaprire, a parte mascherine e guanti che quelli ormai si sa insomma. C'è un problema al collegamento? La cosa migliore però è... Come? Ecco, no, scusi perché si era No, un po' dicevo interrotto. Adesso la Ah, sento. ecco. No, dicevo, la cosa migliore è che le categorie, come è stato fatto per quelle che ripartono domani mattina, è che ascoltare le categorie, chi vive sul campo, quindi i commercianti, il governo sta già incontrando le categorie per capire quale sarà il metodo più sicuro per riaprire, ma l'importante è cercare di riaprire il prima possibile. Io sono perfettamente d'accordo con loro, certo, sapendo che al primo posto dobbiamo garantire la sicurezza di tutti noi. Penso anche al turismo, penso alle spiagge che dal 1° giugno io spero che anche gli stabilimenti balneari possano cominciare ad aprire, anche con loro sono in corso confronti per capire quale sarà il metodo più sicuro per poter riaprire. Certo, non sarà la stagione dello scorso anno e dell'anno precedente ancora, questo lo sappiamo, però dobbiamo garantire a tutti la possibilità di rimettersi in moto e di tornare a lavorare. Questo è fondamentale, altrimenti nessun governo potrà far fronte alla crisi che si determina se non si mette in moto l'economia. Ovviamente quello che mancherà adesso per quanto riguarda il turismo è il turismo estero. Quello è un grande problema che riguarderà, penso in particolare alla mia Venezia, che la maggior parte era di turisti stranieri che arrivavano in aereo, per cui quello sarà veramente Venezia il cuore della crisi. Su questo anche sarà necessario, e questo è già in arrivo, un piano d'emergenza per il turismo che deve riguardare tutta la filiera del turismo, ovvero non parliamo solamente di alberghi, di ristorazione, ma dobbiamo parlare di guida turistica, dobbiamo parlare di tutti quelli che svolgono servizi legati al turismo, legati alla filiera degli alberghi, penso a chi fornisce la biancheria, penso agli stagionali degli stessi aeroporti, agli stagionali che lavorano al porto. Io penso che dovremmo pensare a tutta queste migliaia di persone e di famiglie che si trovano improvvisamente senza lavoro e che i tempi saranno oggettivamente lunghi, perché non possiamo dire oggi quando riprenderà il turismo, e dovrà essere anche un'occasione, a mio modo di vedere, per ripensare un po' Venezia, che su questo ripensare e rifinanziare la legge speciale per Venezia significherà anche far fronte all'emergenza del coronavirus. Ecco, lei diceva appunto adesso ripensare Venezia. Come? Beh, innanzitutto sapendo che lo sapevamo già che il turismo, c'era la monocultura turistica a Venezia, ma con lo svuotamento di queste settimane abbiamo avuto la prova proprio plastica di com'è la città
senza il turismo, ovvero è priva di qualsiasi altra economia alternativa, e quindi dobbiamo puntare, investire. Su questo servirà un sostegno forte dello Stato. Io credo che appunto attraverso innanzitutto la legge speciale, rifinanziandola adeguatamente, sul fronte della cultura, sul fronte del commercio, sul fronte di tutte quelle attività innovative che possono essere, rappresentare il futuro della città. Io non vedo alternative su questo. Certo, facendo fronte e investendo sul turismo anche, che resterà comunque sempre la nostra prima attività economica. Oggi abbiamo sentito anche, insomma, un appello, volevo dire questo, del vescovo di Treviso, che parla di un aumento della soglia della povertà. Questi 2 mesi hanno veramente creato un problema a tantissime famiglie. Problemi grossissimi, tutte quelle famiglie che citavo prima, che sono legati appunto a lavori stagionali, rientrano poi, allargano questo campo di nuove povertà, che già nel nostro paese erano calcolati in circa 9 milioni, di cui 5 milioni di veri poveri, che non arrivano proprio a mettere insieme il pranzo con la cena. Per cui io penso che questo tema dovrà essere affrontato innanzitutto col reddito di emergenza, che già sarà varato al più presto, incrementando il reddito di cittadinanza e cercando anche di fare un nuovo, come dire, censimento di tutte quelle che sono le fasce a cui bisogna dare risposta immediatamente, altrimenti il tema delle disuguaglianze nel nostro paese diventerà non più sostenibile. Un'Italia diversa rispetto a 2 mesi fa, sicuramente. Ma certo, un'Italia diversa, che però con un sostegno forte da parte del governo, da parte dell'Europa, che non dimentichiamoci, sta facendo la sua parte finora. Adesso speriamo appunto che riesca a mettersi in moto il fondo per finanziare, il fondo comune per finanziare tutti i paesi in difficoltà, a partire appunto dall'Italia, dalla Spagna, i paesi che anche hanno più problemi da questo punto di vista. Con il Recovery Fund io penso che possa essere un sostegno ulteriore. Faccio dire l'ultima cosa sulla città di Venezia, che certo fondamentale per la città sarà investire nella direzione in cui ho detto, nel centro storico, ma per ripartire è ovvio che noi dobbiamo pensare anche a favorire e incrementare le attività del porto, della logistica di Porto Marghera, perché tutta la città insieme possa rialzarsi da questo momento di grande difficoltà come non ha mai vissuto dal dopoguerra in poi. Senta, oggi poi è stata una giornata di sole, il giorno prima del termine del lockdown, e tante persone hanno ripopolato le piazze. Abbiamo visto però purtroppo ancora la gente non ha proprio capito benissimo, molti con la mascherina, però ce ne sono stati alcuni che hanno continuato a girare senza i dispositivi insomma obbligatori. Certo, questo bisognerà intanto garantire che le mascherine siano disponibili appunto a un prezzo calmierato, come è stato deciso, e che ci sia un numero adeguato di mascherine, di guanti, di tutto ciò che serve. Dopodiché io credo che, chiaro, le persone hanno giustamente voglia di uscire, però io ho anche visto tante persone che si muovono nel modo corretto, adeguato, rispettando le distanze e indossando appunto le mascherine. Un po' alla volta io penso che questo nuovo stile di vita sarà diffusissimo, io penso, insomma, nelle nostre città del Veneto sicuramente, anche perché finora c'è stato, come dicevo prima, un comportamento esemplare da parte di tutti.
Ecco, proprio lei prima diceva delle mascherine, è arrivata adesso la notizia che l'accordo che in poche ore abbiamo siglato, dice il commissario Domenico Arcuri, è una bella pagina nella gestione di questa drammatica emergenza. Ringrazio Confcommercio, Federdistribuzioni e Conad per la disponibilità ed il senso di responsabilità verso il Paese che hanno concretamente dimostrato, quindi mascherine a 50 centesimi in 100.000 punti vendita. E questa era una delle richieste dei cittadini, perché chiamavano qui in redazione dicendoci appunto che purtroppo le mascherine costavano tanto e, come ben sappiamo, molte persone non potevano permettersi di comprarne anche più volte, insomma. Dovremmo infatti garantire appunto che siano a prezzo calmierato a 50 centesimi come stabilito, e poi che ci siano anche i comuni, la protezione civile, che sia fornita adeguatamente di mascherine per tutte quelle persone che comunque non possono far fronte neanche a questa cifra, anche perché sappiamo che vanno cambiate le mascherine non è che possono durare settimane, no? Le mascherine dovremmo abituarci anche ad averne un congruo numero per cambiarla e sostituirla, perché altrimenti non hanno effetto. E come lei ha detto, purtroppo il periodo non sarà così breve, quindi dovremo averne veramente una scorta a casa. Beh, adesso è difficile dire quanto durerà. Vediamo intanto la fase 2, appunto, vediamo queste prime 2 settimane come andranno, e poi si farà un primo bilancio insieme ovviamente agli scienziati, come sempre ha fatto il governo fino adesso, e anche la regione. Io penso che su questo dovremmo anche avere un atteggiamento politico in questa fase. Le forze politiche dovrebbero collaborare, non solo le istituzioni ma anche le forze politiche, per affrontare insieme questo momento di emergenza per il nostro Paese. Poi avremo tempo, quando arriveranno le elezioni del prossimo autunno, di dividerci, di fare le campagne elettorali come abbiamo sempre fatto, ma in questo momento dovrebbe esserci davvero la massima collaborazione da parte di tutti. La ringrazio, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci. Dunque, l'avete sentita, questa è stata anche la giornata, l'abbiamo detto più volte, insomma, delle iniziative, dei flash mob, delle manifestazioni da parte di commercianti ed artigiani. Ad esempio a Verona dice: siamo al fianco di chi chiede solo di poter lavorare e di poter riaprire in sicurezza le proprie attività. Le scelte del governo sono ingiustificabili, così l'ex ministro della famiglia e vice segretario federale della Lega Lorenzo Fontana ha partecipato al presidio di alcuni commercianti di Verona contro l'ultimo DPCM firmato dal premier Conte. I titolari di attività in piazza hanno mostrato i cartelli con la scritta "Non andrà tutto bene" e simbolicamente consegnato una maxi chiave alle istituzioni presenti. Ed ora io vedo in collegamento, anzi vedo il mare in questo momento, dovremmo essere in collegamento con il nostro Filippo Fois e Paola Barbato a Jesolo per vedere un po' com'è la situazione proprio delle attività balneari. Filippo, vedo il mare ma non vedo te. Vediamo se c'è il collegamento. Solo una cortesia. Sì. Dunque, non c'è ancora il collegamento, quindi Se anche lei mi chiede di Jesolo, io le rispondo come Costa Veneta. Sì, lo facciamo tranquillamente. chiedo alla regia se siamo collegati. Non siamo ancora collegati. Quindi allora, parlavamo appunto dei commercianti, parlavamo di queste manifestazioni ed oggi abbiamo anche raccolto l'appello del vescovo di Treviso, che dice tutto questo, insomma, in tutto questo stanno aumentando le soglie di povertà. Se la regia può mandarlo in onda, sentiamo l'appello del vescovo. A Castelfranco sono aumentati di oltre il 30% le famiglie in difficoltà. La Caritas sta facendo quello che fa, anche molti laici si stanno muovendo. Quale deve essere, secondo lei, la strada che dobbiamo percorrere per cercare di trovare una soluzione a questa crisi che rischia di essere veramente uno tsunami?
Io soluzioni tecniche faccio fatica a darle, però io sono convinto di una cosa e di questo sono veramente fermamente convinto. Non dobbiamo impantanarci adesso, ci siamo fermati e piano piano, secondo le norme, secondo le regole, con tanta pazienza anche dobbiamo ripartire, ma dobbiamo fare in modo che le persone che ripartano possano avere gli strumenti per farlo e che quelli che sono purtroppo ancora fermi non vengano lasciati da soli. Ci sono costi fissi, ci sono problematiche, ci sono questioni che toccano gli imprenditori, gli artigiani, i lavoratori, tutti quanti. Dobbiamo stimolare un grande circuito di solidarietà. Le istituzioni devono fare quello che hanno promesso e se però questa via è troppo lenta, anche la società civile deve darsi da fare e mettersi del suo. Dunque queste le parole del Vescovo ed ora vedo veramente sullo schermo il nostro Filippo Fois con un ospite. Filippo, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio Daniela, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Siamo in diretta, naturalmente siamo sulla spiaggia di Jesolo, assieme a noi c'è Alessandro Berton, presidente di Union Mare, e siamo ancora in una situazione, Berton, di attesa di quando potrà finalmente cominciare la stagione. Sì, noi da poco, da qualche giorno, abbiamo ripreso su tutta la costa veneta le operazioni di preparazione delle spiagge a seguito dell'ordinanza del nostro governatore. In queste settimane abbiamo lavorato per preparare un nuovo concept delle nostre spiagge che tenesse conto appunto delle indicazioni sul distanziamento sociale e siamo qui in attesa di avere luce verde per poter dare continuità aziendale e soprattutto occupazionale. Avete già un'idea, seppure vaga, di quando potrebbe essere questa data? Noi stiamo lavorando per farci trovare pronti e ci auguriamo che al più tardi, con i primi giorni di giugno, ci venga data la possibilità dal governo di aprire le nostre spiagge. Sicuramente saremo pronti e quindi si tratta solo di attendere la luce verde. Senta, naturalmente ci sarà una situazione diversa rispetto a quella dell'anno scorso, a partire dal fatto che probabilmente gli addetti ai lavori parlano di un turismo che sarà sostanzialmente interno, composto da italiani. Guardi, è bene ricordare che il turismo è semplicemente la prima industria della nostra regione e di questo primato il turismo delle spiagge rappresenta il 50%. Parliamo non solo di numeri importanti, ma di un esercito vero e proprio di persone impiegate in questo settore. È per questo che prima le dicevo l'emergenza occupazionale. Oltre 35.000 addetti impiegati nel comparto delle spiagge. Ci auguriamo veramente che questa stagione possa partire il prima possibile. Ecco, ricordiamo ai nostri telespettatori che noi siamo a Jesolo, ma in questo momento stiamo parlando di tutta la costa veneta. Tutta la costa veneta, da Bibbione fino a Rosolina, attraverso le nostre 10 splendide località. Tutte le spiagge sono a lavoro in questi giorni per aprire campeggi, stabilimenti balneari, alberghi. È veramente una grande industria, noi non siamo attività semplici, non possiamo aprire dall'oggi al domani alzando una saracinesca, abbiamo bisogno di settimane di lavoro. È per questo che stiamo lavorando in sicurezza in questi giorni, aspettando che finalmente il governo ci possa dare la possibilità di aprire le nostre attività. Forse c'è anche un altro lavoro che bisogna fare dal punto di vista diplomatico, perché in questi giorni abbiamo sentito parlare di voci che parlano di una sorta di corridoio dalla Germania, l'Austria e la Svizzera verso la Croazia, che mirerebbe proprio a quelli che sono i vostri clienti. Sì, purtroppo è così, ci stiamo attivando anche da quel punto di vista, le interlocuzioni con il governo centrale sono continue, siamo consapevoli che sarà una stagione difficile, fortemente condizionata dalla situazione in corso e quindi targetizzata almeno nella prima parte nel mercato interno, ma confidiamo che anche i nostri ospiti stranieri, i tedeschi, gli austriaci, i mercati di prossimità possano tornare presto sulle spiagge del Veneto che amano da sempre. Voi vi state muovendo anche a livello di Unione Europea da questo punto di vista, cioè si potrebbe parlare di una concorrenza sleale da parte della Croazia? Ma guardi, non mi faccia entrare, come dire, in polemiche che non ci riguardano. Siamo sicuramente preoccupati perché il mercato straniero per noi è fondamentale, è importante. Come le dicevo poc'anzi, noi in questo momento siamo concentrati sul nostro lavoro, sulla possibilità di aprire le nostre strutture innovando rispetto al passato, aumentando gli spazi, avendo degli accorgimenti sulla sanificazione delle strutture. Siamo convinti che appena ce ne verrà data la possibilità saremo in grado di aprire riportando al centro il concetto della salubrità della vacanza al mare. Si è parlato molto delle modalità in sicurezza con cui riaprire le spiagge, a un certo punto addirittura si era parlato di
delle sorte quasi di scatole di plexiglass al cui interno si sarebbe trovato l'ombrellone e quindi bagnanti. Guardi, quella è una soluzione che non ci piace, di cui probabilmente si è parlato già fin troppo, soprattutto è una soluzione che non trova un riscontro dal punto di vista scientifico. Noi siamo convinti che allargando gli spazi, implementando la distanza tra le persone, saremo in grado di offrire più vivibilità, un innalzamento della qualità dei nostri servizi in assoluta sicurezza. È preoccupato, io lo chiedo anche perché magari si era pensato a un prolungamento della stagione a settembre, ma sembra che a settembre inizino immediatamente già dal primo le scuole, ancora non c'è nulla di deciso, però quello sarebbe un'ulteriore difficoltà per le famiglie che comunque non potranno venire qui le prime settimane di settembre. Certo, noi siamo tutti molto preoccupati. Fino a qualche settimana fa gran parte degli imprenditori stavano riflettendo sulla convenienza, sull'opportunità di aprire. Noi crediamo che ci sia un valore, un senso etico del fare impresa. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Noi vogliamo aprire per permettere alle migliaia di lavoratori, di famiglie che basano la propria sopravvivenza su un lavoro stagionale di poter essere impiegati nel settore del turismo. Siamo consapevoli come imprenditori che sarà una stagione di sacrifici, sicuramente non positiva dal punto di vista dei ricavi, ma è importante dare continuità aziendale e soprattutto continuità occupazionale per le migliaia di persone impiegate in questo comparto. Quanti turisti in meno potrebbero arrivare quest'estate rispetto a una stagione normale? In termini percentuali magari? È difficile fare delle stime in questo momento. Noi crediamo che sia verosimile pensare ad un 30-35% di volume rispetto a quelli che erano i numeri dell'anno scorso. Confidiamo che se verranno aperti i mercati stranieri, magari in seconda battuta, potremo aumentare questi dati per arrivare più o meno ad un 50% di quelli che erano i numeri della Costa Veneta nelle stagioni precedenti. Voi siete in contatto anche col ministro Franceschini, lo diceva prima, si è parlato, anche il Presidente del Consiglio Conte ha parlato di un possibile incentivo alle famiglie da spendere proprio in località turistiche italiane. Sì, il bonus vacanze targetizzato sul mercato interno, mi sento di dire, è un po' un'idea che è partita dal Veneto, è stata condivisa con il nostro assessore al turismo Federico Caner, sarebbe sicuramente una cosa molto importante in una stagione che partirà targetizzata sul mercato interno. Ci auguriamo che nel decreto di aprile, che ormai slitterà i prossimi giorni e quindi a maggio, siano contemplate non solo queste ma anche altre importanti misure che abbiamo chieste per un comparto essenziale che rappresenta il 13% del PIL della nostra nazione. Bene, grazie Berton e Filippo, Daniela, se non ci sono sì, domande io vi restituirei la Filippo, linea. io prima di chiudere volevo chiederti due cose. La prima era il turismo, che ovviamente è quello che mancherà di più, è proprio il turismo straniero. Questo ovviamente preoccupa di più. Certamente, sì, dicevamo che il turismo straniero è quello che ci preoccupa, quello da riportare prima possibile a Jesolo, anche se poi abbiamo sentito che da parte del governo tedesco si diceva ma forse è meglio che quest'anno rimaniate tutti in Germania e non... Noi in questo momento abbiamo bisogno di certezze. La prima certezza è la data di apertura. A quella data noi ci faremo trovare pronti. Saremo pronti in primis per il nostro mercato interno, per gli ospiti italiani che vorranno venire sulla costa, e poi ci auguriamo in seconda battuta anche per i mercati di prossimità che possano tornare sulle spiagge venete come hanno sempre fatto in passato. Senti Filippo, volevo chiederti, tu sei lì a Jesolo, come l'hai trovata Jesolo? Insomma, è una bella giornata, di solito siamo abituati a vederla piena di gente, anche se ovviamente questo non era il momento. Sì, però... una bellissima giornata oggi, c'è molta gente a passeggio, però sono tutti jesolani ovviamente, perché non ci si può muovere dal proprio comune, per cui tutta la gente che abbiamo visto oggi in giro sono tutti residenti qua in comune. Sì, assolutamente sì, noi dobbiamo fare un plauso non solo ai veneti ma agli jesolani che hanno sempre rispettato tutte le disposizioni impartite nel DPCM e nelle ordinanze del governatore. Adesso siamo veramente tutti concentrati sulla ripartenza economica e quindi della stagione balneare. Certo, Jesolo, ricordiamo, ha circa 27-28 mila abitanti, poi d'estate si raggiunge il 1,5 milioni se non erro, insomma siamo su cifre veramente importanti. Jesolo d'estate diventa una vera e propria metropoli, la capitale del turismo veneto e probabilmente non solo. Ci auguriamo veramente che tra qualche settimana si possa tornare al mare prima di quanto avremmo pensato fino a poco tempo fa. Speriamo, perché è veramente molto bello qui. Allora, Daniela, io vi restituisco la linea, ringrazio Alessandro Berton, presidente di Union Mare. Daniela? Grazie, no, volevo dire, noi ci rivedremo anche più tardi, che ci aggiornerai anche su com'è la situazione. Grazie Filippo, grazie al tuo ospite. Esatto, tra poco allora, grazie.
Dunque è una bellissima giornata ovviamente anche a Jesolo, purtroppo solo gli jesolani insomma, però hanno potuto passeggiare dopo tanto tempo, insomma dopo 2 mesi in spiaggia. E prima di dare la pubblicità volevo solo darvi questa notizia, che era uno dei punti che aveva dell'ordinanza che firmata da Luca Zaia, che i concessionari delle spiagge del Veneto potranno iniziare da domani 4 maggio le attività di sistemazione degli arenili in vista della prossima stagione estiva. Lo prevede appunto uno dei punti della nuova ordinanza regionale firmata da Luca Zaia, in vigore da domani, che in questo modo agevola la ripresa dei lavori collegati alla auspicata ripresa del turismo, come avete anche sentito prima. Il provvedimento conta con le opere di sistemazione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Allo stesso modo viene consentito ai cittadini lo spostamento anche fuori comune per la cura di orti, terreni agricoli e boschi per attività di coltivazione ai fini dell'autoconsumo da parte di proprietari. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente con questa edizione straordinaria, in attesa di ricollegarci con il nostro Filippo Fois, che si trova nella bellissima spiaggia di Jesolo. Avete visto anche una splendida giornata, così ci darà aggiornamenti nuovi su quando riprenderà anche l'attività e tutto il sistema balneare, in vista anche proprio dell'apertura, si spera, prossima anche del turismo. Da domani, come avete capito, insomma, parte questa fase 2. Fase 2 l'abbiamo sentito prima, lo sentiremo fra poco anche dalle parole di Luca Zaia, con la nuova ordinanza, quindi che cosa si potrà, cosa non si potrà fare di più rispetto ovviamente a questi 2 mesi. Cambierà anche tutto quello che riguarda anche negli ospedali, quindi visite, esami e prestazioni sanitarie, quindi da domani cambiano. Ecco tutto quello che c'è da sapere proprio su questo. Sentiamo. Fase 2 significa anche la graduale ripresa delle attività sanitarie ordinarie secondo le priorità assegnate e con nuove regole di accesso. Gli ospedali, distretti e il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 ritorneranno gradualmente alla normale attività con la ripresa di tutte le prestazioni. La riapertura però avverrà per step e con nuove regole di accesso ai servizi per limitare la possibilità di contagio e prevenire gli assembramenti. L'invito per questo è quello di accedere alle strutture sociosanitarie solo per effettiva necessità, indossando mascherine e guanti, in alternativa gel per disinfezione delle mani. Nello specifico, l'accesso all'ospedale è consentito esclusivamente a coloro che devono usufruire di prestazioni sanitarie urgenti o programmate, devono far visita a un ricoverato, devono usufruire di prestazioni farmaceutiche. Non sono ammessi accompagnatori, ad eccezione di quelli a supporto di minorenni, persone disabili o comunque non autosufficienti, persone fragili in genere o con difficoltà linguistiche. L'ingresso ai bambini è consentito soltanto per motivi sanitari e possono essere accompagnati da un solo genitore. Una volta entrati, gli utenti autorizzati dovranno recarsi al luogo dove viene eseguita la prestazione entro 15 minuti dall'orario prefissato, attendere nel rispetto della distanza di 1 metro e, una volta eseguita la prestazione, lasciare l'ospedale. Le visite ai degenti sono autorizzate a una sola persona, esclusivamente dalle 19 alle 20 e per una durata limitata. Le visite sono invece vietate nei reparti Covid, internistici e negli altri reparti in cui le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati sono particolarmente fragili. Altro capitolo. Nel pronto soccorso sono previsti percorsi differenziati di accesso per pazienti Covid e non Covid, indicati da apposita segnaletica. È opportuno recarsi al pronto soccorso solo per traumi e ferite o altre condizioni di emergenza o dopo aver interpellato il proprio medico curante o di continuità assistenziale. Inoltre, gradualmente, nelle prossime settimane riprenderà l'attività al pubblico anche dei servizi sociosanitari territoriali, con tempi e modalità che saranno comunicati successivamente, ma sempre nel rispetto delle linee guida regionali per la prevenzione del contagio. Da lunedì 11 maggio l'accesso ai prelievi sia nelle sedi ospedaliere che in quelle distrettuali è previsto solo su prenotazione. Fino a quella data sarà invece possibile accedere senza prenotazione. Infine, da domani sarà possibile prenotare prestazioni in classe di priorità U entro 72 ore, prestazioni in classe di priorità B entro 10 giorni, prestazioni in classe D entro 30 giorni, percorsi, controlli oncologici e materno-infantili e infine controlli a breve per riacutizzazioni.
Dunque avete sentito come cambierà adesso anche per quanto riguarda gli ospedali. Noi ci ricolleghiamo, lo rivedo già sullo schermo, il nostro Filippo Fois insieme a Paola Barbato, che vi ricordo si trova a Jesolo con un altro ospite. Buon pomeriggio di nuovo Filippo. Buon pomeriggio di nuovo. Allora, il nostro nuovo ospite è Matteo Rizzante, che è consigliere dell'AIA, l'Associazione Jesolana degli Albergatori, nonché, possiamo dirlo, il primo albergatore di Jesolo che domani riaprirà in questa stagione così sfortunata. Perché riapre domani, anche se ancora non c'è una data sicura di ripresa della stagione? Noi siamo in realtà la prima struttura che riapre qui, perché comunque come codice noi non saremmo stati mai chiusi, e questa è la verità. Mancava la materia prima, mancano gli ospiti. Domani riaprono cantieri, ci sarà un flusso maggiore di clientela. Domani in realtà non avremo nessuno, ma già dal giorno dopo abbiamo 2 persone che arriveranno e avevano bisogno di alloggio, ed ecco che comunque la scelta... Quindi saranno i primi 2 turisti che arrivano a Jesolo. In realtà non sono turisti, vengono giù per business, sono repeater e quindi clienti abituali, e diamo loro un tetto sotto quale dormire. Senta, ci saranno voi avete già calcolato più o meno come cambierà la clientela di Jesolo? Chiaramente qui c'è un'offerta di albergo smisurata che va dalla stella alle 5 stelle al lusso. Chi è che potrebbe mancare a parte gli stranieri? In realtà questa è una grandissima domanda, nel senso che alla quale noi cerchiamo di dare una risposta, però è molto difficile, perché sappiamo delle difficoltà che avranno chi ha già usufruito delle ferie per poter venire in ferie. Ci saranno le fabbriche aperte, però è anche vero che c'è una gran voglia di venire al mare, quindi ci aspettiamo dall'ospite che scapperà per vedersi un po' di questa bellezza che abbiamo alle spalle, a chi purtroppo sarà costretto, però comunque cercherà di cogliere qualsiasi occasione per poter venire in spiaggia. Senta, da un'indagine interna che è stata proprio condotta dalla sua associazione, dall'Associazione Jesolana Albergatori, risulta che, se non erro, circa il 45% del campione intervistato ha detto che aprirà comunque il suo albergo in qualsiasi caso. Un altro 43% invece è indeciso se aprirlo o meno. Quali sono i calcoli che si fanno in questo caso? I calcoli partono dal fatto che in questo momento c'è un'incertezza che è incredibile, un'incertezza che arriva dall'alto. Ci fossero regole chiare, anche quel 43% sarebbe in grado di scegliere se aprire o restare chiuso. Questa è la cosa che noi chiediamo veramente a gran voce: certezza sulle cose, quindi tempi, dati, copertura sulle assunzioni, perché noi siamo anche in grado di poter garantire le assunzioni. Guardi, noi abbiamo circa, con il nostro gruppo, più di 100 dipendenti. Noi resteremo aperti con un 50% di dipendenti, e gli altri 50% a noi mancano. Noi vorremmo poterli assumere, sicuramente anche stando sotto ritmi di occupazione, però vorremmo poter garantire l'occupazione a questi ragazzi che il prossimo anno torneranno da noi, e che ci auguriamo che tutto questo finisca, vero? Quindi è dall'alto che devono arrivare questi segnali per portare quel 43% che manca a dire apriamo per essere belli, per rendere bella la vacanza a chi comunque ha scelto di venire a fare vacanza, e per insomma creare quelle che sono le condizioni di ospitalità a 360 gradi. Senta, al momento, e questo si quadra anche nel calcolo che può fare un operatore del settore, al momento c'è incertezza su quale sarà la data di riapertura della stagione. C'è una deadline, vale a dire un termine entro il quale se non si riapre qua non vale neanche più la pena di mettersi a lavorare? Guardi, torno alla domanda di prima, credo che ognuno poi in azienda decida quale potrebbe essere la deadline. C'è chi l'ha già posta perché ha alcuni impegni ai quali non può sottrarsi. Noi abbiamo voluto dare col nostro gruppo delle date precise, proprio per dare indicazioni anche agli ospiti che devono scegliere dove andare a fare vacanza e come farla, di essere una delle opzioni. Sappiamo che il mercato è ristretto oggi al nostro Veneto, che ci auguriamo che anche i confini insomma allentino la morsa, perché ci auguriamo che tutto passi e che tutto comunque si alleggerisca. Quindi io personalmente abbiamo dato delle indicazioni di apertura verso fine mese. So che moltissime altre aziende apriranno per metà del mese di giugno. Ci auguriamo che la spiaggia insomma possa essere pronta e preparata, bella come sempre, con tutte le prescrizioni e le attenzioni per far sì che la vacanza sia in totale sicurezza. Come si organizza un albergo ad aprire in epoca di coronavirus? Vale a dire, quali sono gli accorgimenti che adotterete? Anche questo
stiamo aspettando quelle che sono le regole del gioco, però noi in questo momento le adottiamo quelle più semplici e che quelle che hanno... Perché proprio a Venezia, per esempio, gli albergatori hanno iniziato a stilare una sorta di protocollo. Abbiamo fatto con Federalberghi, con l'associazione Iesolana Albergatori e la Federalberghi, abbiamo steso un protocollo che è stato portato all'attenzione degli organi che poi decideranno, e questo era per aiutarli a decidere con occhio, diciamo, di parte e non subire totalmente quella che era la decisione. Dicevo che oggi noi apriamo con i protocolli che sono dettati dal buon senso e dalle regole del decreto, cioè distanza, mascherina e guanti. Dotiamo la struttura di gel, facciamo delle pulizie molto più accurate e molto più importanti, garantendo igienizzazione e sanificazione qualora fosse necessario. Ecco, in questo momento non ci sono altre disposizioni, non c'è l'obbligo dell'uso dell'ozono, perché oggi tutti propongono l'ozono, non ci sono queste garanzie. Voglio dire, il giorno che mi diranno e che ci diranno, signori, le regole sono queste, noi siamo pronti a seguirle, e anche lì dovremo decidere, se poi c'è la convenienza a poterlo fare, a doverlo fare, no? Ma soprattutto un'opera di mediazione, almeno di questo parlavano gli albergatori veneziani, tra il garantire tutte le norme anticontagio senza far sentire l'ospite in una struttura sanitaria. Sì, questo sì. È una bella sfida, perché stiamo pensando a come limitare l'interazione tra le persone, ma che diventa quasi trovare quella soluzione migliore, perché la vacanza di sé è interazione, la vacanza di sé è appunto aggregazione. Noi dobbiamo cercare quest'anno di farla passare così, cerchiamo e troveremo il modo per farlo nella maniera più leggera e piacevole. Certo. Daniela, ci sono domande da studio? No, la cosa che volevo chiederti è che appunto ne stavate parlando adesso, molti si lamentavano del fatto che il governo non aveva dato ancora delle linee guida per chi dovrà riaprire non domani ma per chi riaprirà prossimamente. Non ci sono delle linee guida chiare, quindi che cosa bisogna fare per poter ripartire. Questo appunto anche gli albergatori, lo stesso vale anche per i commercianti, parrucchieri e estetiste. Esatto. Da parte del governo ancora non, dicono da studio, non ci sono queste linee guida, e per quelli che sono insomma il vostro, voi chiaramente vi sentite anche a livello, vi muovete anche con gli altri comuni della costa, quando si potranno avere, che cosa trapela da Roma? Noi ci auguriamo che sia il più presto, perché è proprio questa l'incertezza più grande, cioè dover decidere tra di noi ciò che è meglio fare, sperando che insomma tutti lo facciano con coscienza e cognizione di causa, però è chi decide poi che deve dire se stiamo facendo bene o se stiamo facendo male. Ecco, dal governo ci aspettiamo questo, in maniera abbastanza rapida. Probabile che saranno anche determinanti le 2 settimane che ci aspettano, con i primi allentamenti. I conti si faranno il 18 più o meno su come siamo messi. Come diceva Alessandro, ho visto molta educazione, siamo molto cresciuti, diciamo, in questo periodo, certo. Quindi speriamo che la linea sia questa e che continui. Va bene, allora ringraziamo Matteo Rizzante e naturalmente in bocca al lupo per l'apertura di domani. Lo ricordiamo, il primo albergo di Jesolo che aprirà dell'estate 2020, e vi restituiamo la linea. Grazie Filippo, grazie al tuo ospite. Buona passeggiata a te che puoi. Grazie. E buon lavoro. A posto. Dunque, insomma, avete sentito il primo albergo a Jesolo che riapre. Abbiamo parlato all'inizio di questa nuova delibera del governatore Zaia, con una serie di punti, una sorta di vademecum. Adesso proprio sentiamo proprio dalle parole del governatore quali sono questi punti, che cosa accadrà da domani, che cosa si potrà e che cosa non si potrà fare. Andiamo verso un rinnovo dell'ordinanza con alcune, diciamo, spiegazioni ulteriori. Ve la leggo così ci mettiamo in meno. Vi dico i titoli: spostamenti nel territorio regionale, questo è proprio un titolo. Le visite ai congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale. Se riguardanti il coniuge, perdonatemi, le leggo perché i cittadini mi chiedono di poter avere spiegazione. Quindi si può andare dai congiunti. Chi sono i congiunti? Il coniuge, cioè il marito o la moglie, il partner convivente, quindi il compagno o la compagna, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i morosi, i parenti fino al 6° grado, cioè tutto il paese praticamente, come per esempio i figli dei cugini tra loro,
i figli dei cugini tra loro. Cioè vuol dire i secondi cugini tra loro possono essere legame stabile e quindi di parentela tale per cui si può andare a fare visita in tutto il territorio regionale. E gli affini al quarto grado, per esempio i cugini del coniuge. C'è scritto in ordinanza che pubblichiamo e uno poi va a farsi tutto il suo albero genealogico, ma insomma diciamo che è ampio spettro. Distanziamento, altro tema. Il distanziamento non si applica tra persone conviventi. Cioè, ho voluto far stendere, l'avvocato Botteone è stato giusto interprete, del fatto che sia una chiara questa ordinanza. A che distanza devo stare da una persona? 1 metro, 2 metri se fai attività fisica, poi c'è scritto, ma comunque tra conviventi non esiste problema perché il convivente rappresenta un unicum, no, dal punto di vista sanitario. Uno è ammalato, tutti sono ammalati, cioè purtroppo funziona così, se stiamo parlando di malattie infettive. Misure di prevenzione generali, qua c'è generali, perché è scritto generale, nell'intero territorio regionale. Questo è un altro titolo. In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, questo è uno degli articoli cruciali dell'ordinanza, in tutti i casi dell'uscita dalla proprietà privata, cioè quando vado fuori di casa, tradotta in pratico, è obbligatorio l'uso della mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, di guanti o liquido igienizzante, cioè uno si disinfetta le mani. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura naso e bocca i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità. Attenzione, per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso della mascherina, cioè la corsa, perché vanno in ipossia, ne tocca andare con l'ambulanza. O copertura durante l'attività intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa. Allora vuol dire che di casa si esce con la mascherina. A me spiace usare questa parola che non mi piace, mi dà l'allergia che è l'obbligo, però io ho il dovere, non solo giuridico, ma soprattutto morale, di fare in modo che tutti noi rispettiamo le regole, ma non mettiamo a repentaglio la salute altrui. Se mi arrivano decine di messaggi di ragazzi che mi dicono, e foto, soprattutto foto, gente tranquilla che va al mercato senza mascherina o se la mette appesa a un orecchio perché tanto deve far vedere che ha la mascherina, no. Ovviamente la mascherina è obbligo fuori casa, per capirci, non hanno l'obbligo i 6 anni, fino ai 6 anni e ovviamente coloro che hanno disabilità o motivazioni particolari per cui non possono portarla di natura clinica. Se vai a correre non hai l'obbligo di mettertela, ma appena dalla corsa passi al passo te la metti. Punto. Sulla mascherina vi ripeto il mantra: l'1,3% dei 10.000 medici della sanità veneta si è infettato, ma loro erano al fronte e sono al fronte. Quindi vuol dire che la mascherina serve e ci sono fior di pubblicazioni scientifiche che dicono che serve. A questo punto, se uno non la porta, vuol dire che pensa che sia un complotto quello del coronavirus. Se allora pensate che è un complotto, organizzo le visite alle terapie intensive. Però vedete che complotto è. Abbiamo 1516 morti e ne abbiamo ancora 103, 107 in terapia intensiva. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale. È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare. Abbiamo detto che l'individualità casca se sono componenti del nucleo familiare, quindi ricordiamoci, da soli sempre, a meno che non siano componenti del nucleo conviventi. Di attività sportiva motoria quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Vuol dire che tutte queste attività che sono individuali, di fatto, si possono fare. Al fine di svolgere l'attività motoria, ecco l'altro passaggio,
o sportiva di cui sopra, è consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato. Se uno fa arrampicata da solo, ciappa la macchina, va sotto la montagna e va su per le rocce, nei limiti del territorio regionale, sempre il confine regionale. Noi allora sappiamo che all'interno del confine regionale possiamo fare molte cose, quasi tutto, ma fuori no. È consentita la ditta motoria anche dell'addestramento degli animali, quindi chi ha il tema del cane da addestrare o altre attività può ovviamente, o il cavallo, se qualcuno ha il cavallo da addestrare, lo può fare all'aperto. Punto 5. Attività agonistiche e impianti sportivi. Questo è un punto importante, anche questo, lo sono anche gli altri, ma questo dà risposte a molti. È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri per gli atleti professionisti o non professionisti di sport individuali o non individuali in funzione dell'allenamento agonistico anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto, ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine. Cosa vuol dire? Mi permetto di fare un esempio e non me ne vorrà. Se Francesca Pellegrini deve allenarsi, se Federica Pellegrini deve allenarsi, può farlo e possono farlo tutti coloro che hanno necessità per agonismo, che sia professionale o no, di allenarsi piuttosto che in piscina, senza ovviamente avere assembramenti con ovviamente la modalità dell'individualità, o piuttosto che una squadra di calcio. Giustamente l'esempio estremo è questo. Se Ronaldo è obbligato ad andare a allenarsi nel parco, è inevitabile che perderà più tempo a fare autografi che allenarsi, no? E quindi si è detto, riapriamo questi impianti, facciamoli utilizzare da coloro che fanno agonismo a porte chiuse, ma comunque si possano iniziare o tipo il canestro o altre attività. Quindi sono tutto il tema degli allenamenti. E spostamento verso le seconde case e altri beni immobili. Fondamentalmente diciamo che è consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione in proprietà o in locazione nel territorio regionale al fine dello svolgimento dell'attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario. Se devi fare manutenzioni alla tua seconda casa piuttosto che al camper, la macchina o altre robe, lo puoi fare se sei proprietario o locatario. Uno ha, che so, un'auto a noleggio che la deve manutentare perché va a farsi sfilate dell'auto d'epoca o per altri motivi, lo può fare. Parchi, giardini e ville, sono aperti parchi e giardini e ville anche di quelle pubbliche. Chiusure festive ed esercizi commerciali. Qua magari andiamo veloci, confermiamo che è disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, apparecchi di elettronici, telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio per asporto, cioè la lavatrice di domenica non vai a comprartela, ma se sai qualcuno te la porta a casa puoi acquistarla. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali sono quelle che conoscete. L'accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo familiare, quindi si va da soli a fare la spesa, per capirci, salvo accompagnamento di minori o di persone non autosufficienti. Se uno c'ha il bimbo a casa, si porta il bimbo appresso e va a fare la spesa. Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano disposizioni di cui all'allegato. Abbiamo un allegato che è quello che conoscete, il distanziamento sociale, la mascherina, i guanti, il gel, tutte le cose che conosciamo. Quindi chi non ha la mascherina e non ha i dispositivi non entra nel supermercato o nel negozio. Modalità, commercio con consegna a domicilio. Evito di tirarla lunga e vi dico, è sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio. Sapete che tutte le attività, anche quelle chiuse, possono comunque fare consegna a domicilio, cioè il negozio di abbigliamento non è aperto ma può consegnare il maglione o la camicia o l'indumento a domicilio relativamente alle attività sospese, con garanzia di distanziamento personale e uso almeno di mascherina e guanti.
L'almeno vuol dire che se uno vuole fare anche di più lo può fare. 11. Vendita di cibo a domicilio. È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l'operatore di almeno mascherina e guanti. Vendita di cibo da asporto, confermiamo anche questa. È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione online o telefonica, è quello che sapete, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di 1 metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e consentendo nell'eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta, cioè uno alla volta entra a prendersi il cartone di pizza e poi fuori. Per il tempo strettamente necessario la consegna e il pagamento, non è che stai lì a bisbocciare e a raccontare degli ultimi 2 mesi di quarantena che hai fatto. Gestore e addetti devono essere sempre muniti di mascherine e guanti, rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto e nelle vicinanze ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio. È comunque ammesso l'acquisto di cibo rimanendo all'interno, ed è comunque ammesso l'acquisto di cibo rimanendo all'interno del veicolo presso le strutture dedicate senza uscita di passeggeri, cioè McDrive per capirci, no? E questo lo facciamo sempre per l'ottica che domani ci saranno 1.200.000 lavoratori, molti dei quali avranno necessità di mangiare un panino, di mangiare qualcosa a pranzo o a cena, ed è giusto che sia questo. C'è un refuso, scusami avvocato, sospeso ogni forma di consumo sul posto e confermata la possibilità di consegna a domicilio. È un refuso, e però va bene lo stesso. 13. Uso dei veicoli privati con passeggeri. Perché il TPL lo deleghiamo tutto a un'altra ordinanza che ho firmato oggi, che è quello del metro, di distanziamento, di tutta la mascherina nel TPL, e quindi al trasporto pubblico locale si va in treno, in autobus, per dirla breve, con la mascherina, con i guanti se si hanno, se no ci si disinfetta le mani, e poi c'è il distanziamento sociale, quindi il metro, quindi vuol dire gli autobus in teoria dovrebbero caricare 1/3 di quello che caricano ad oggi e i treni metà dei passeggeri. L'uso dei veicoli privati, cioè la tua auto, allora se ci carichi il tuo nucleo, i tuoi conviventi, è come fossi in casa, non cambia nulla. Se invece ci carichi, vi faccio sintesi senza leggervelo tutto, dei conoscenti, degli amici o qualcun altro, allora se è un'auto che va con dei lavoratori deve applicare le regole previste nell'accordo per i lavoratori. Se è un'uscita per diletto o per altre motivazioni, accade che se non sono conviventi o c'è il metro di distanza in auto, che è difficile da programmare, oppure la mascherina. Quindi i componenti in auto devono avere la mascherina, l'igienizzazione delle mani, i guanti, i soliti regobi. Vuol dire che se vi fermano, perché poi i cittadini ci fanno queste domande, e vi dicono, beh siete in 4 in auto, e vi dicono chi sono? Sono tutti i miei conviventi, mamma, papà, figlio. Ok, andate, anche se non avete la mascherina. Se invece i 4 non sono conviventi o sono distanziati, cioè non possono essere in 4, deve essere un pulmino, oppure devono avere la mascherina, se no è verbale e sono 400 euro. 14ª misura, misure precauzionali e ambienti di lavoro. Noi applichiamo tutti, e sono in allegato, tutto l'accordo nazionale, con i rispettivi accordi. Distributori automatici vado veloce, sono autorizzati tutti, quindi distributori automatici non hanno più distinzione, sono autorizzati. Vi ricordate che abbiamo chiuso con la modalità restrittiva i distributori automatici per evitare che di notte magari si creassero dei microassembramenti. 16. Mercati e commercio senza posto fisso. Qui si conferma la misura, che è quella del mercato per l'alimentare, e ovviamente piante e bimbi, diciamo il banco per l'abbigliamento per bimbi,
Ovviamente un ingresso e un'uscita, la perimetrazione del mercato, guanti e mascherina per i venditori, guanti e mascherina o gel igienizzante o altro modo per coprire naso e bocca da parte dei compratori, dei clienti. Un ingresso e un'uscita e la vigilanza. Punto 17, vendita in forma ambulante. La vendita di generi alimentari da parte dei venditori ambulanti, se si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo del distanziamento di 1 metro con l'utilizzo di mascherina o copertura naso-bocca, quindi vuol dire che il furgoncino che vende i gelati nell'incrocio del paese deve avere tutte le norme igieniche che sono mascherina, guanti, distanziamento sociale, niente assembramenti davanti alla vetrina dei gelati e così via. Navigazione, è consentita la navigazione, quindi qualsiasi tipo di navigazione, fatte salve disposizioni restrittive delle autorità competenti sul demanio marittimo. Questo per ovvi motivi, perché noi non sappiamo quali siano le restrizioni e dove. Cimiteri e riti funebri. È consentito l'accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Vi ricordate che questa era la nostra vecchia ordinanza? Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie, vabbè, i soliti discorsi, e il metro di distanza, preferibilmente all'aperto, perché se piove uno la fa in chiesa, cioè mi sembra logico questo, no? Cioè la fa in un luogo deputato, se è cattolico la farà in chiesa, e se è di altre confessioni religiose la farà dove ritiene opportuno di farla, cioè non è che se piove uno è costretto sotto la pioggia, perché poi c'è anche chi le leggi le rispetta e comincia a dire oggi piove, cosa faccio? Boh. Biblioteche. È consentita l'apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee da evitare qualsiasi rischio di contagio. Quindi i temi che conosciamo già. Aree verdi e naturali, si confermano le manutenzioni nelle aree verdi e naturali tipo spiagge o aree di pregio ambientale, come prevedevamo già prima. Orti, terreni agricoli e boschi. È ammesso lo spostamento anche fuori dal comune presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi per l'attività di coltivazione e a fini di autoconsumo da parte dei proprietari ed aventi altro titolo, quindi locatari ad esempio, coloro che hanno un pezzo di terra in affitto. Allora, questa ordinanza è applicata su tutto il territorio regionale, è valida fino al giorno 17 di maggio, quindi con la scadenza del DPCM, e ricordo che le contravvenzioni vanno a dare corpo al versamento al fondo per la sanità del Veneto per la lotta al coronavirus. Dunque questa è la nuova ordinanza firmata dal governatore Zaia. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo qui in studio. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione straordinaria ed ora andiamo di nuovo a Jesolo, dove per noi ci sono Filippo Fois e Paola Barbato. Li vedo già sullo schermo. Filippo, di nuovo buon pomeriggio. Buon pomeriggio, dunque le ombre iniziano ad allungarsi, chiaramente tira anche un discreto vento, ma siamo ancora qui e siamo in compagnia di un assessore comunale di Jesolo, che è Otello Bergamo, assessore alla sicurezza e alla cultura. Assessore, noi dobbiamo immediatamente farle la domanda, intanto la salutiamo, buonasera. Jesolo è salita alle cronache regionali per la multa che è stata elevata a una persona che stava consumando un caffè. Il suo sindaco ha detto che Valerio Zoggia, che lui personalmente non la condivideva, anche il presidente Zaia ha detto dare 400 euro di multa per un caffè, personalmente non l'avrei fatto se avessi avuto il blocchetto in mano. Lei come la pensa? Beh, è evidente
evidente insomma, che per il caffè probabilmente non l'avrei fatta neanche io, però insomma, approfondendo la questione, la multa non è stata fatta per l'aspetto del caffè quanto per la presenza di una delle due persone che non era autorizzata in pratica a arrivare in città, non aveva residenza, non aveva appunto la seconda casa di proprietà, e quindi approfondendo non a caso diciamo, è stata emessa una sola multa di 400 euro a un'unica persona, che dopo all'interno del verbale sia stato specificato che stava prendendo un caffè, ma non è il motivo praticamente della... Una persona che ha la casa di residenza qui a Jesolo, non poteva farlo? Sì, ma la persona in base al decreto con la casa di residenza può venire a fare manutenzione, ma poteva venire solo lei da sola, quindi il motivo vero non è per il caffè, diciamo si è montata poi tutta un discorso, una propaganda che diciamo lascia il tempo che trova. Insomma. Adesso tra l'altro potrebbero farlo entrambi, era proprio l'ultimo decreto, quello che non permetteva di muoversi da soli, e dice quindi che il motivo era quello del lavoro di... Sì. Diciamo che da domani poi ci sarà una graduale riapertura dei cantieri, infatti anche parecchi quartieri edili nella nostra città ripartiranno per la manutenzione anche degli alberghi, perché ormai insomma siamo in prossimità della stagione ed è indispensabile trovare anche, per così dire, una via di uscita urgente. È da vedere il bicchiere comunque sempre mezzo pieno, non mezzo vuoto, lasciare comunque un messaggio positivo. Jesolo diciamo, è stata bombardata nel 1946, l'ultima mina antiuomo l'abbiamo trovata in spiaggia nel 1952 e siamo diventati la capitale del turismo internazionale, e sicuramente non ci scoraggeremo anche col Covid-19, anzi è una sfida per fare di più e sempre meglio. E voi vi state muovendo, Jesolo fa parte del G20, poi in realtà sono di più, che sono i principali comuni balneari italiani. Come vi state muovendo tutti assieme in questa crisi? Beh, diciamo che il sindaco Valerio Zoggia sta interpretando insieme all'amministrazione un serrato rapporto col G20 e con tutti gli altri sindaci delle altre spiagge. È indispensabile che vi sia una linea il più possibile comune e soprattutto che ci sia un indirizzo preciso anche da parte del governo. Oggi se noi andiamo a interloquire con i più importanti istituti bancari, faccio un esempio, nessun istituto bancario oggi è in grado di dirti come, quando, cosa, perché, a che tasso può dare un finanziamento ai nostri imprenditori. Siamo in balia praticamente degli eventi. Oggi noi abbiamo l'esigenza in sicurezza di partire con la stagione, magari gradualmente, con tutte le attenzioni. Stiamo in maniera continua col sindaco facendo degli incontri con tutti gli stakeholder, che sono 14 nella nostra località, stiamo dando praticamente delle ipotesi di linea guida, ma fin tanto che il governo non darà un indirizzo, e vorrei ricordare che il turismo oggi in Italia, non solo in Veneto, è la prima industria nazionale, è indispensabile che il Premier fino all'ultimo di PCM non ha mai preso in considerazione il turismo. Il turismo è il punto principale della nostra città, della nostra economia, e io devo dire che insomma Jesolo si proporrà comunque verso l'esterno come la città no Covid, la spiaggia no Covid sanificata, e noi dobbiamo e daremo garanzia su questo. Voi come comune naturalmente dovete anche prendere in considerazione l'ipotesi di trovarvi a dover gestire un allarme sociale composto dalle migliaia di persone che rischiano di perdere la stagione dal punto di vista lavorativo, e quindi anche una fonte di introito importante. Assolutamente sì, perché il problema non è per i 27.000 cittadini di Jesolo, è tutto l'indotto. Noi abbiamo 380 strutture alberghiere che sono un fiore all'occhiello dell'economia non solo della provincia, della città metropolitana di Venezia, ma di tutto il Veneto. È evidente che abbiamo un indotto lavorativo che va per tutti i comuni all'interno e va in tutto il Veneto, quindi non lavorare nella stagione estiva significa veramente mettere in crisi la nostra realtà socio-economica di tutto il Veneto. Hai paura che Jesolo perda dei turisti che erano stati fidelizzati, che magari quest'anno non torneranno qui perché rimangono a casa, oppure perché scelgono una località di villeggiatura più vicina a casa loro, e poi alla fine si interrompa quella serie di vacanze che spesso vengono fatte in maniera seriale, la cosiddetta fidelizzazione, appunto, come si dice?
Francamente io non credo che possa succedere questo, perché comunque Jesolo ha la sua connotazione, ha la sua collocazione all'interno del mercato, e poi se noi andiamo anche oltre i confini abbiamo alberghi iperlussuosi, ma il servizio non è il servizio italiano, non è il servizio che l'italianità, che la gestione dei nostri imprenditori è in grado di dare. A volte io dico, vai in certi alberghi all'estero, non serve l'aria condizionata, è già di suo perché non c'è il contatto umano. Qui il valore aggiunto nostro è un paesaggio meraviglioso, fatto dalla spiaggia, fatto dalla laguna, fatto dal nostro interno, ma soprattutto fatto dal calore umano e dalla professionalità che dimostrano i nostri imprenditori e chi lavora con noi. Come uscirà secondo lei da questa crisi Jesolo? Glielo chiedo anche perché mi ricordo che l'anno scorso c'era un certo timore da parte degli operatori del settore per la concorrenza di altre spiagge come può essere la Croazia, che abbiamo citato prima anche per questo presunto corridoio con la Germania, che praticando dei prezzi molto più bassi rispetto all'Italia stava erodendo un po' la quota turistica. Diciamo che Costa Croata e comunque l'ex Jugoslavia ha tutte le strutture alberghiere molto nuove. Noi recentemente, circa 7 giorni domani, è stato definitivamente approvato un nuovo piano di assetto del territorio e partiremo poi a breve con IP, con il piano di interventi, e l'indirizzo è proprio quello di andare a investire molto sul rinnovamento delle strutture alberghiere. Quindi dare rinnovamento, se noi giriamo per la città anche sugli alberghi, fra un mese verrà inaugurato il terzo 5 Stelle della nostra città, appunto prima ho visto qua il signor Rizzante, quindi l'offerta turistica, diciamo, oltre al calore umano stiamo anche rinnovando le strutture. Quanto peserà nel bilancio del comune? I mancati introiti più o meno arriveranno, da quello che abbiamo sentito la stima è di circa la metà dei turisti rispetto a una stagione normale. Questo che conseguenze avrà nel bilancio del comune, quindi anche dei servizi ai cittadini residenti? Allora diciamo che noi abbiamo ipotizzato un bilancio oggi col sindaco che tenga conto di 0 incasso per quello che riguarda le multe, 0 incasso per quel che riguarda praticamente l'incasso della tassa di soggiorno, questa ipotesi più nefasta. Praticamente dobbiamo trovare, comunque stiamo trovando un equilibrio anche con gli uffici proprio per andare a garantire comunque giustamente i servizi sociali che sono indispensabili. Abbiamo eliminato in questa fase e abbiamo congelato tutti gli eventi, proprio in prospettiva di capire cosa succederà. Abbiamo rinviato alcune di quelle che erano le manifestazioni, diciamo, che prevedevano assemblamenti nei mesi autunnali, e stiamo alla finestra a capire, perché il nodo vero è cosa il governo deciderà, che indirizzo ci darà. Gli ombrelloni a quanto devono stare? A 4 metri, a 8 metri? Cioè, c'è una situazione veramente di disorganizzazione. Siamo il 4 di maggio domani e ad oggi non abbiamo ancora le idee chiare su come poter impostare la stagione. È indispensabile una linea di indirizzo. Probabilmente stavamo ragionando prima che con gli altri ospiti, si è anche in attesa di vedere come saranno i dati delle prossime 2 settimane, cioè con queste aperture, se appunto si manterrà come auspicabile, come previsto, diciamo una quota proprio fisiologica di nuovi positivi, oppure se la situazione dovesse peggiorare. Diciamo che è una situazione comunque molto complessa e molto seria e non va sottovalutata, però a fianco di questo necessitiamo che vi sia comunque magari in maniera più restrittiva, ma un indirizzo di massima da parte del governo. Poi la posizione nostra è quella che ciascuna regione deve regolarsi in base alla situazione. È evidente che il Veneto non può essere paragonabile alle Marche, le Marche non possono essere paragonabili alla costa laziale. Sicuramente è una situazione, diciamo, complessa, però diciamo, è anche lo stimolo per offrire una spiaggia che sia sanificata. Quindi io lancerei un messaggio, quella di una Jesolo che è no Covid e sanificata. Noi siamo in grado in prospettiva di garantire questo e lavoriamo fortemente per questo. Daniela, ci sono domande da studio? No, ti ringrazio davvero, grazie Filippo. Ringrazio allora, il tuo ospite. noi vi salutiamo e ringraziamo l'assessore Otello Bergamo, che tra l'altro ricordiamo è il consigliere comunale che vanta il record di preferenze nella storia di Jesolo, per cui oggi abbiamo anche questo primato. Allora vi restituiamo la linea naturalmente da Jesolo e che continueremo naturalmente a seguire come tutta la costa veneta in questa difficile estate del coronavirus. Grazie Filippo, grazie al tuo ospite e anche grazie a Paola Barbato che era con te.
Dunque io vedo, dovrei collegarmi fra poco con Simone Venturini, prima però vorrei dirvi il nuovo bollettino regionale dei contagi che è arrivato pochi minuti fa. Sono 21 i casi in più, quindi nel Veneto attualmente positivi sono 7.299 persone, 6.830 invece le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece le persone ricoverate, sono 6 persone in meno, sono quindi 949, così come diminuisce il numero delle persone in terapia intensiva, -2, sono 101, quindi le persone in terapia intensiva, 5 ancora i decessi invece in più rispetto a questa mattina. Ed ora vedo già sullo schermo, ci colleghiamo con Simone Venturini, assessore al sociale di Venezia. Buonasera ormai, anzi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Prima abbiamo visto, anzi lo manderei in onda adesso mentre siamo in collegamento con lei, della distribuzione, se non sbaglio, dei viveri, insomma, le persone meno abbienti. Mandiamo in onda il servizio e poi lo commentiamo insieme. Ok. Oggi siamo qui con la protezione civile a fare il servizio di volontariato per le parrocchie, per gli alimenti per le famiglie povere. Grazie anche al comune che ci dà la possibilità di partecipare. Assessore, abbiamo visto tante persone, tanti volontari oggi. Sì, c'è per fortuna un clima di grande solidarietà in città. Il Comune fin dal 25 febbraio ha rafforzato tutti i servizi sociali, ha messo in moto nuove forme di aiuto e ha lanciato nuove iniziative. Stiamo acquistando settimanalmente migliaia di pacchi alimentari che raggiungono attraverso la protezione civile, i volontari, tutta una rete di parrocchie, terzo settore, empori solidali per assistere le famiglie bisognose, questo insieme ai buoni spesa e insieme agli ordinari contributi economici che il Comune eroga. C'è un problema però molto grosso, che questo è una piccola goccia in un mare di grandi bisogni e ai quali deve ovviamente rispondere in primis il governo, lo Stato, attraverso contributi veri, attraverso sostegno alle imprese, sostegno alle famiglie. Tutto questo oggi manca. E quindi noi intravediamo una grande crisi economica, una grande difficoltà di molte famiglie, specie in una città, in un territorio, quello veneziano, molto legato al turismo, molto legato comunque alla stagionalità e al turismo. Qui rischiamo davvero che per i prossimi 6 mesi, un anno, molte famiglie saltino completamente interi mesi di reddito, interi mesi di entrate. E su questo oggi non vediamo sufficienti risposte dal governo, sentiamo dire sentiremo, faremo, ascolteremo, stiamo ragionando, stiamo pensando, faremo. Abbiamo insomma sottosegretari anche veneti che sono sempre in televisione, però in termini di risultati ben pochi. E quindi davvero il messaggio è dobbiamo far ripartire commercio, esercizi commerciali, ristoranti, bar, partite IVA, aziende, piccole e grandi imprese, e a fianco alla ripartenza va fatto il sostegno, che non vuol dire far regali, vuol dire indennizzare le imprese per 2 mesi di chiusura, 3 mesi, non è certo colpa loro se hanno dovuto chiudere, basta aiutarle, sostenerle per far sì che quando riapriremo le troveremo ancora vive. Abbiamo sentito anche oggi il Vescovo di Treviso, insomma si è alzata la soglia di povertà, questo sicuramente, questo è sicuro. Sì, c'è grande povertà e dobbiamo ancora arrivare al vero problema, al vero momento in cui certe povertà esploderanno, perché in questi mesi insomma molti lavoratori che avevano la NASPI la perderanno, stagionali, e in cui partite IVA che avevano messo qualcosa da parte hanno già eroso questi loro risparmi, in cui le aziende si renderanno conto che faranno fatica a ripartire e quando riaprono mancherà alle volte l'utenza perché i turisti non esistono più.
e per i prossimi mesi faranno fatica ad arrivare in queste condizioni mondiali. Quindi io credo che non sia superato il peggio, certo sotto il profilo sanitario grazie a Dio il peggio è superato, quello che però non è superato è la crisi economica, l'emergenza economica, l'epidemia economica che sta in qualche modo travolgendo famiglie e travolgendo imprese. Su questo ci sono delle possibilità per mettere in sicurezza il sistema, basta trovarle, basta affrontarle, le abbiamo scritte, il Comune di Venezia ha fatto un documento con 66 categorie commerciali, economiche delle imprese, si chiama Rimbalza Italia e contiene tutta una serie di proposte, alle volte a costo zero, alle volte con dei piccoli investimenti, alle volte con dei grandi investimenti, che però ci evitano di pagare un conto ancora più salato tra 2 anni, 3 anni, 2 mesi, 3 mesi. Quindi basta alle volte copiare, basta ascoltare, basta avere la voglia di capire cosa dicono le città. E un altro tema grande come una casa è il tema del trasporto pubblico locale. Per fare un autobus ce ne vogliono 4 oggi, per portare le stesse persone ci vogliono 4 battelli, 5 battelli. Questo vuol dire costi in un momento in cui non ci sono neanche le entrate da bigliettazione, i turisti non pagano i biglietti con i quali garantivamo i servizi. Su questo le città hanno chiesto al governo di vedere i conti, di vederci chiaro e chiedere un sostegno. Ad oggi questo sostegno non è arrivato, quindi domani il cittadino andrà a prendere l'autobus per andare al lavoro, troverà un autobus affollato, rischierà di non riuscire a salire e questo metterà in moto un meccanismo anche di ulteriori tensioni sociali. Allora su questo il governo deve subito sostenere le città perché garantiscano ai cittadini un trasporto sicuro, sufficiente e in grado di rispondere alle esigenze che sono cambiate rispetto a 2 mesi fa. Ecco, come ripartenza, domani come sappiamo, insomma, c'è la ripartenza, almeno graduale, di una parte, insomma, dei lavoratori. Come la vede questa ripartenza, quindi? Noi siamo da un lato contenti perché si rimette finalmente in moto un tessuto produttivo, quello delle imprese industriali, artigianali, di carpenteria, che in questi mesi erano chiuse e sono comunque un motore economico importante. Dall'altro lato ci preoccupa il fatto di vedere una grande in qualche modo afflusso di persone negli interscambi del trasporto pubblico e negli accessi alla città, da e per la città. Specie in un momento in cui appunto non ci sono più risorse per far fronte a maggiori servizi sotto il trasporto pubblico. Dall'altro lato siamo comunque preoccupati perché c'è tutto un mondo che non riaprirà domani, forse non riaprirà neanche settimana prossima, forse nemmeno tra 2 settimane, penso al mondo degli esercizi commerciali, ristoratori, parrucchieri, servizi alla persona, tutto un mondo di persone che con quel lavoro mantenevano una famiglia, pagavano il mutuo, pagavano le bollette, pagavano la casa, davano un minimo di serenità ai loro figli. Oggi quel mondo non riaprirà e non sa quando potrà riaprire. E poi c'è tutto un mondo che anche se potrà riaprire non lavorerà neanche dopo. Pensiamo a tutta la filiera turistica, tutto il mondo non solo le spiagge, ma anche il turismo d'arte, il turismo balneare, il turismo culturale. Ecco, quel tipo di turismo ci metterà mesi prima di ripartire, di raggiungere livelli sufficienti per far sì che le entrate pareggino i costi. Ecco, sono 3 tipi di persone diverse, 3 tipi di grandi gruppi di persone diverse, tutte hanno gli stessi diritti e lo stesso dovere di in qualche modo rispondere alla chiamata di andare a lavorare. Purtroppo ad oggi molte di queste persone non sanno quando inizieranno a lavorare e non sanno se troveranno il loro lavoro così come l'avevano lasciato. Questo ci preoccupa moltissimo e per questo chiediamo interventi mirati e urgenti per garantire queste persone. Faccio un esempio, la cassa integrazione in deroga. Dobbiamo essere sicuri che almeno da qui a fine anno la cassa integrazione in deroga ci sia, non solo per 9 settimane che sono in parte già scadute, ma continui fino almeno a fine anno. La NASPI, che è l'indennità per i lavoratori stagionali. Quel tipo di indennità deve essere garantita a tutti quei lavoratori che quest'anno non faranno la stagione. E sono moltissimi: bagnini, guide turistiche, rinforzi in sala, rinforzi in cucina, tutte persone che salteranno a pie pari l'intera stagione. I portabagagli del porto crociere di Venezia, non ci sono crociere e 5.000 persone che grazie alle crociere vivevano rischiano di non avere nulla da mettere in tavola in questi mesi. Quindi una categoria enorme di persone, ci sono gli strumenti, basta finanziarli e farli funzionare. Fra l'altro poi una delle problematiche sarà proprio il turismo, il far ripartire il turismo, non sarà facile, non sarà semplice. Come si sta muovendo Venezia?
Sì, su più piani stiamo ovviamente facendo dei lavori con le categorie per far sì che siano pronte comunque a rispondere a tutte quelle nuove normative, ma anche nuove sensibilità che nasceranno nel turista che viaggerà nell'epoca post-Covid, quindi un'attenzione particolare all'ampiezza dei luoghi, allo spazio intorno rispetto al distanziamento fisico tra persona e persona anche nelle sale da pranzo, nei ristoranti. E poi un grande lavoro di promozione. Noi stiamo contattando in questi giorni tantissimi amici di Venezia. Ieri c'era ad esempio Zucchero che lancerà il suo nuovo video per Piazza San Marco, ma tutta una rete di amici che in questi anni abbiamo in qualche modo coltivato, con cui abbiamo tessuto grandi rapporti, sia in termini del mondo dello spettacolo, sia anche in termini diplomatici o imprenditoriali, quindi grandi gruppi industriali, grandi imprenditori, ambasciatori, diplomazie, per far sì che appena sarà possibile, appena daranno il via libera, si potrà andare con loro a parlare al mondo, a promuovere Venezia e, perché no, è anche l'occasione per ripensare e correggere alcune di quelle distorsioni che in qualche modo hanno messo in luce la fragilità anche di un turismo di massa che alle volte rischiava di ammazzare la città in alcuni momenti di grande tensione, penso a Ferragosto, penso ai ponti di Pasqua e penso a altri momenti. È l'occasione sicuramente per ripensare un modello, però lo si ripensa con la pancia piena, mai con la pancia vuota. Allora prima dobbiamo trovare la sicurezza per i lavoratori, poi dobbiamo sicuramente già oggi pensare a come correggere quelle distorsioni, per le quali però è necessario che Venezia riceva e abbia quei poteri speciali che da almeno 15 anni la città chiede al governo. È impensabile che per amministrare Venezia, che è una città unica, si usino le stesse leggi, le stesse norme che vanno bene a Varese. Saranno delle norme speciali, penso per gli affitti turistici, penso per la navigazione, penso per il commercio, penso per la gestione dei flussi turistici, tutti temi su cui Venezia deve avere la possibilità di introdurre delle norme ad hoc, di regolamenti ad hoc. Lei pensi che noi non possiamo decidere se un appartamento può o non può finire nel mercato turistico pur essendo appartamento residenziale. Non possiamo decidere se in quella via, in quella calle, in quel campo possono o non possono aprire 20 ristoranti, 25, 2 o 3, 7 kebabari, 5 pizze al taglio. È un'attività di regolazione di una città speciale che oggi è completamente espropriata dalle mani dell'amministrazione comunale, la quale alle volte non può neanche decidere i limiti di velocità in Canale della Giudecca. Allora, davanti a una città così unica, così particolare, ma senza quelle norme speciali per governarla, oggi forse è l'occasione per discuterne insieme. È l'occasione per cui il governo dica: Venezia mi interessa, Venezia è un tema che mi sta a cuore, visto che abbiamo anche fior di sottosegretari che si lavano la bocca ogni giorno col nome Venezia. Ecco, diamo a Venezia quei poteri per garantirle quella serenità, quella tranquillità, quella capacità di far fronte ai problemi, ma anche all'opportunità che il mondo ci offre. Senta, domani si riparte e le prossime 2 settimane saranno quelle fondamentali per capire. Sì, noi da un lato sotto il profilo sanitario sono le settimane che porranno la parola fine o la parola continuazione alla famosa epidemia, pandemia, il famoso virus. Per fortuna i numeri vanno in una direzione di chiusura di questa fase di emergenza, ci dicono che il peggio è passato anche sotto il profilo delle terapie intensive e del numero dei contagi e dei positivi. Dall'altro lato però è anche il banco di prova per la tenuta del sistema economico. Allora sono 2 settimane cruciali, a cui seguiranno però altrettanti mesi cruciali. I prossimi 2-3 mesi saranno cruciali per capire quante imprese, quante partite IVA, quanti lavoratori non ce la faranno. Ecco, saranno veramente mesi drammatici sotto il profilo sociale ed economico. Saranno mesi da un lato belli perché potremo tornare a uscire, fare la corsa all'aria aperta, riprendere in mano la barca, riprendere in mano la bicicletta, ma saranno mesi drammatici per il conto delle persone, delle imprese in difficoltà se non interveniamo prima. Sono mesi veramente delicati, sono mesi in cui serve un governo con le idee molto chiare, con un rapporto con l'Europa che ci deve assolutamente essere. Dall'altro lato servono delle città che siano messe nelle condizioni di collaborare col governo per affrontare i problemi. Oggi lei pensi che i sindaci non sono mai stati coinvolti in questi 3 mesi nella definizione dei provvedimenti che il governo ha preso. Alle volte basterebbe una telefonata, almeno con le principali città metropolitane, i capoluoghi di regione.
insomma, non sono tantissimi. Si fa una riunione, i mezzi informatici ci danno la possibilità anche di parlare contemporaneamente con tantissime persone online. Ecco, basterebbe alle volte essere contattati per spiegare come i sindaci possono contribuire e aiutare il governo in questa fase. Purtroppo registriamo il fatto che ad oggi non siamo stati coinvolti. La ringrazio, grazie davvero a Simone Venturini, grazie per essere stato qui con noi ed aver accettato l'invito. Buona domenica, ormai siamo quasi al termine di questa domenica, però buona domenica e buon lavoro soprattutto per domani. Grazie a voi tutti i telespettatori. Grazie. Vedo che c'è la pubblicità, quindi ci fermiamo un attimo e torneremo subito in studio. Siamo tornati nuovamente in studio per l'ultima parte di questa edizione straordinaria e abbiamo subito in collegamento con noi il nostro collega Lorenzo Maier, che ha una novità importante su Venezia, sulle manifestazioni veneziane. Lorenzo, sei in linea? Sì, buonasera. Buonasera Lorenzo. Come dicevi giustamente tu, possiamo darvi una notizia. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ovviamente un po' come tutti in questo periodo utilizza molto anche i social per comunicare, ha così in una chiacchierata rilasciata a una testata giornalistica ha confermato che ci saranno eventi pubblici a Venezia a partire dal mese di luglio e ha confermato la festa del Redentore domenica 19 luglio. La terza domenica di luglio, quindi una delle feste più sentite per i veneziani e per Venezia, che ha diciamo un richiamo mondiale. Il sindaco ha voluto così dare un messaggio di fiducia e anche diciamo dare appuntamento al 19 luglio, sostenendo che la festa verrà celebrata, che ci sarà ovviamente pubblica, quindi non solo una festa a porte chiuse, ma con un evento di risonanza pubblica. Solitamente ci sono anche i fuochi d'artificio, ora non si può certamente oggi dare un programma di come si svolgerà la giornata e gli appuntamenti che ci saranno, ma il sindaco ha detto che da luglio Venezia sarà città aperta, che tornerà a essere diciamo il centro di importanti eventi, e il Redentore sarà sicuramente uno degli appuntamenti a cui i veneziani tengono moltissimo e che diciamo vorranno celebrare la ripartenza di Venezia. Anche perché Lorenzo, insomma, era davvero difficile vedere una Venezia completamente deserta, e questo evento, che sicuramente è uno degli eventi più importanti di Venezia, richiamerà sicuramente le persone, insomma, nella città lagunare. Sì, certamente, diciamo che sentendo un po' il sindaco in questi giorni, in questi ultimi giorni, è un po' sulla stessa lunghezza d'onda del governatore Ucasai, sta chiedendo a chiare lettere che la città possa riaprire, lo ha fatto in vari modi, l'ultimo pubblico durante la manifestazione dei commercianti in piazza San Marco, a cui anche lui ha voluto partecipare, essere presente, dicendo che le attività devono riaprire. Dicendo questo è chiaro che ci si augura che poi le attività che riaprono devono essere giustificate da un numero di turisti, da un numero di residenti che comunque possono frequentare queste attività, per cui chiaramente con tutte le attenzioni del caso, perché anche il sindaco ha ricordato più volte che l'emergenza non è finita dal punto di vista sanitario, che bisogna usare le protezioni, tutto quello che ci viene raccomandato in questi giorni, ma si vuole, diciamo così, guardare avanti verso la fase 2 già ben inoltrata e pensare che a luglio possa essere una Venezia nuovamente vivibile, magari per i turisti diciamo più vicini, ecco, di prossimità. Lorenzo, io ti ringrazio anche per questa buona notizia, che è insomma una speranza adesso anche per i nostri telespettatori, perché insomma riparte Venezia, riparte un po' tutto, si spera che la situazione torni piano piano ovviamente alla normalità
e che insomma si possa ricominciare a vivere, si possa ricominciare soprattutto a lavorare. Io non so se ce l'abbiamo in collegamento, dovremmo avere da Londra, forse la vedo, Cecilia Zoppelletto, non so se ce l'abbiamo, ancora no. Intanto vi do una notizia importante per domani che si riprende tutto quanto, c'è sul sito del Viminale la nuova autocertificazione. Quindi sul sito è disponibile il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, può comunque essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L'autocertificazione, spiega il Ministero, è in possesso degli operatori comunque di polizia e può essere compilata al momento del controllo. E adesso invece vedo proprio Cecilia Zoppelletto, regista e docente universitaria che vive a Londra, lei è padovana. Buonasera Cecilia. Buonasera Daniela, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Situazione insomma lì a Londra per molti italiani, per molti veneti, voi da quello che abbiamo saputo siete proprio nel momento del picco in questo momento del virus, del contagio. Abbiamo delle buone notizie perché apparentemente abbiamo già passato il picco, quindi siamo in curva di discesa, è quello che il nostro governo ci ha detto. Oggi pomeriggio ho seguito la conferenza stampa da Downing Street. Questo è stato, vorrei anche ricordarlo, un lockdown abbastanza soft, non è come quello che è stato fatto in Italia, non ci sono state le misure così strette come in Italia. Però apparentemente comunque la popolazione si è comportata molto bene, si sono mantenuti alla larga con le dovute distanze e effettivamente siamo in curva di discesa adesso, quindi sono buone notizie da parte del governo. Il picco l'abbiamo avuto apparentemente verso metà aprile e purtroppo i decessi in quel momento erano sui 980 al giorno e oggi se ne sono registrati 360, quindi sempre una cifra alta che non vorremmo fosse così, però un cambiamento notevole. Ecco, tu ovviamente sarai in contatto con gli altri italiani, anche con altri veneti, come la stanno vivendo questo momento? Ma ci siamo un po' abituati alla situazione, naturalmente. Tutti sono molto preoccupati, soprattutto per il settore Horeca, hotel, ristorazione, caffè, perché la maggior parte dell'immigrazione, molta dell'immigrazione italiana a Londra e in tutta Inghilterra naturalmente è in questo settore, quindi sono molto preoccupati. Ecco. Il governo sta aiutando con dei fondi per quello che chiamano furlough, quindi viene pagato l'80% dello stipendio, però bisogna anche ripartire, ecco. E questo è quello di cui si sta parlando adesso, dello sbloccare l'economia. Ecco, fra l'altro proprio lì dall'Inghilterra, da Oxford, è partito questo vaccino, insomma si sta testando almeno insieme ad una ditta farmaceutica, mi pare, italiana. Sì, è partito, hanno iniziato già con 320 persone, mi sembra che lo stiano testando su più di 300 persone. C'è anche un altro vaccino che stanno testando, quindi ce ne sono due e queste naturalmente stanno mettendo molti fondi in questa ricerca, ci dà la speranza che per quest'inverno qualcosa possa esserci. Poi le notizie di oggi invece che da questa settimana partirà un progetto pilota nell'isola di Wight con un'app che potrà seguire le persone e le persone potranno mettersi, quindi da quello che ho capito ci si registra nell'app, più persone si registrano meglio è naturalmente. Quando c'è contatto tra le persone si registra il contatto e quindi se qualcuno si ammala, perché il punto è che ogni giorno bisogna mettere come si sta, se si hanno dei sintomi, appena la persona ha dei sintomi, le altre persone che sono state in contatto verranno notificate. Ah, quindi è un nuovo test questo qui per vedere, per cercare di arginare i contagi. Esatto, per riuscire a capire, perché è uno dei test, abbiamo
quello che il governo ha annunciato di aver bisogno è di passare i 5 test per completamente sbloccare il lockdown. Uno dei test è quello che praticamente il contagio sia della rata di una persona, no? E quindi questo è uno delle app che potranno aiutare a capire se le persone si stanno contagiando e con che ratio. Un'app che poi funziona, potrebbe essere anche esportata in altri paesi, ovviamente. Assolutamente, tanti paesi hanno le loro app un po' diverse, però questa parte adesso sull'isola di Wight. Sull'isola di Wight ci sono 140.000 abitanti, quindi faranno un primo test così. Dicono per veramente farla funzionare il 60% della popolazione dovrebbe iscriversi e scaricare l'app. Ecco, attualmente lì a Londra, da quello che abbiamo saputo, sono ancora tutti chiusi, mi dicevi, anche ovviamente ristoranti, alberghi, ma anche i negozi. Anche i negozi purtroppo chiusi. C'è il sentore che qualcosa riparta verso la fine di maggio, così si dice, anche perché hanno annunciato i trasporti che i treni e dovrebbero ritornare almeno 80% dei servizi dopo il 18 maggio, quindi c'è il sentore che c'è qualcosa in preparazione verso un po' anche per darsi una data, no? Tutti vogliono comunque delle date un po' tangibili. Il Galles già parla di mandare gli studenti a ritornare a scuola a giugno, e ne parlano soprattutto dando la priorità agli allievi con difficoltà e bisogni speciali. In questo momento comunque per questo periodo le scuole hanno continuato solo per i figli delle persone che lavorano negli ospedali, il front line praticamente. I loro figli hanno continuato ad andare a scuola, ma sono delle classi molto ridotte ovviamente. Una cosa che volevo chiederti, noi abbiamo saputo insomma qua in alcune scuole, ad esempio trevigiane, dicevano che molti studenti hanno annullato il famoso anno all'estero, quindi l'anno ad esempio in Inghilterra o insomma in America o in altri paesi. Questo insomma è una grande difficoltà anche per voi, insomma, perché comunque arrivavano parecchi studenti dall'Italia. Tantissimi, e l'effetto ancora più grande si vedrà all'entrata all'università quest'anno. Perché per 2 ragioni. Una, perché abbiamo questo Brexit che adesso se ne parlava tutti i giorni in continuazione, adesso non è più news, non se ne parla più, però prima o poi dovremo affrontare anche questa cosa, quindi tantissimi studenti non verranno, e tantissimi studenti non verranno per una questione naturalmente di sicurezza, perché non si sa ancora come andremo e cosa succederà, quindi sì. Non sarà facile, insomma, ovviamente. Senti, molti italiani, scusami, proprio all'inizio, quando è esploso il virus lì da voi, sono tornati in Italia, ma molti sono anche rimasti lì, soprattutto quelli che lavorano. Sì, sì, assolutamente, ci sono comunque tantissimi italiani qui, si sentono, ogni tanto quando si esce si sente comunque. Beh, mi è capitato l'altro giorno di essere al supermercato, ho sentito un italiano che mostrava col cellulare: no, guarda, qui tutto aperto, non è come da voi in Italia, c'è ancora gente in giro, però è anche preoccupante. E niente, poi un'altra cosa che volevo dire è la cosa delle mascherine. Qui c'è ancora il dibattito: si deve portare la mascherina o non si deve portare. È un dibattito che è tenuto in modo abbastanza vago dal governo. Gli scozzesi hanno detto che se prima dicevano che non servivano a niente, adesso potrebbero servire a qualcosa, quindi consigliano di metterle, ma non sono obbligatorie. Il nostro sindaco Sadiq Khan aveva chiesto che queste fossero obbligatorie nei trasporti pubblici, ma non gli è stato dato l'ok, quindi non sono obbligatorie. E il Galles ha detto, si è tenuto molto neutrale, ha detto: ma non possiamo veramente obbligare la gente a metterle, però se si sentono più a loro agio uscire con la mascherina possono farlo.
Ecco, questo è sicuramente diverso da noi, perché da noi, come magari tu avrai saputo, insomma la mascherina, soprattutto qua in Veneto, è obbligatoria, mascherina e guanti, soprattutto quando si entra poi nei supermercati o in qualsiasi negozio. Qui è proprio obbligatorio averlo, insomma, per evitare il continuare di questo contagio, anche perché, non so se hai saputo, ma sicuramente l'avrai saputo, da domani termine il lockdown, si riparte piano piano, Certo. però ovviamente insomma queste 2 settimane saranno 2 settimane test per l'Italia, cosa che probabilmente dovrete fare anche voi, probabilmente più avanti, perché da voi è esploso dopo. Sì, da noi è esploso dopo, quindi siamo ancora. Però devo dire che è stato gestito abbastanza bene, lo dico con molta cautela. Perché certe cose ci hanno lasciato molto perplessi, il fatto che non ci siano, soprattutto per noi italiani, il fatto che non ci siano le mascherine, che nessuno porti i guanti, sono cose che ci preoccupano naturalmente, però effettivamente la curva è decrescente, quindi questo ci incoraggia. Devo dire che se si va al parco ci sono delle persone, non ci sono assembramenti, però ci sono le coppie, le famiglie con i bambini. Poi ad esempio recentemente c'è stata una festa sulla mia strada. Sono usciti un po' tutti nel loro davanti casa, c'era anche chi ha messo della musica, eccetera. I bambini correvano però, perché naturalmente quando hanno visto il vicino, bambini piccoli, quando hanno visto il vicino hanno corso verso il vicino, però gli adulti sono stati nel loro... Ma non è venuta la polizia a dire non potete radunare, che poi non era un radunarsi, però fa effetto. In un momento di lockdown vedere 30 persone per strada fa comunque effetto. Un modo anche per riunirsi di nuovo dopo tutto questo isolamento. Sì, assolutamente, assolutamente. Comunque fiduciosi, il governo ha ringraziato la popolazione, anche perché comunque è stato difficile, soprattutto in questo periodo. Abbiamo avuto, per i cristiani c'è stata Pasqua, e quindi è anche difficile per le famiglie che sperano, magari aspettano tutto il periodo per poter andare a trovare i propri cari e andare a trovare a Pasqua. Ecco. Poi c'è stato, per gli ebrei c'è stato Pesach, e adesso invece per i musulmani è iniziato Ramadan, quindi in un mese ci sono state tre ricorrenze religiose molto importanti. Cecilia, siamo in chiusura, però volevo chiederti questo. Sai qualcosa sulla possibilità adesso di raggiungere l'Inghilterra, di tornare in Italia? Ci sono delle restrizioni? Hai saputo qualcosa? Allora, si può viaggiare. Heathrow al momento, dai 600, ad esempio, dai 600 voli che Heathrow faceva prima al giorno, adesso sono 60. E questi 60 includono tutte le linee, le compagnie aeree. Quindi siamo penalizzati perché non ci sono abbastanza voli. I voli dicono che sono molto molto vuoti. Uno dei problemi infatti era anche EasyJet ha annunciato che ci saranno dei grandi problemi e ripercussioni, però all'Italia rimpatria, quindi chi deve tornare può tornare in Italia. Cecilia, grazie davvero per aver accettato il nostro invito ed essere stata qui con noi in questa edizione straordinaria. Grazie, e insomma speriamo che la situazione migliori e che ci si possa spostare nel più breve tempo possibile. Grazie Cecilia. Grazie. Dunque vedo che siamo arrivati ormai al termine di questa edizione. Fra qualche minuto il telegiornale di Treviso. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.